Zio sta tornando da una bellissima giornata e vi chiedo innanzitutto scusa per l'assenza, ma capirete per quale ragione. Ho dovuto bloccare un po' di cose, ero impegnato in una meravigliosa iniziativa. Volete sapere qualcosa? Seguite fino alla fine e capirete di che cosa sto parlando. Volete assaggiare veramente un pochino di Sardegna immersi nella natura in una situazione campestre? Ecco qua, catapultato in questa iniziativa, ho fatto uno spot che ha fatto molta presa. A quanto pare ha girato parecchio, forse non tanto, ma è arrivato proprio nelle orecchie degli interessati. Ci sono molte cose nella vita che un sardo può fare, ma una cosa che è sicuro che farà sempre sarà quella di incontrarsi con i suoi conterranei in qualsiasi posto, in qualsiasi ora e in qualunque luogo egli sia. Ma c'è un'altra cosa che un sardo può sempre contare: la sua discrezione, il fatto che un sardo sa come mimetizzarsi in mezzo alla folla. Ma la domanda che vi ponete in questo momento giustamente è: ma dove sta suo zio? Adesso ve lo faccio vedere. Fuori dall'abitato di Momo, nella statale 229, che da Novara porta a Borgo Manero, c'è questa piccolissima costruzione rustica con degli affreschi meravigliosi attribuiti tra il XV e il XVI secolo alla famiglia della Bottega de Cagnola. Peccato, queste sono delle fotografie. Avrei voluto veramente entrarci dentro e fare delle foto e delle riprese che sarebbero state veramente eccezionali. Peccato. Beh, ora potete vedere anche voi qual è la location di questa bella iniziativa. L'Osteria dal Borgo è il punto nevralgico di tutto, il luogo dove si tiene tutto questo. Oh cari amici, venite, appropinquatevi tra noi. Anche se il tempo non è dei migliori, un sardo si sa attrezzare sempre e comunque alla bisogna. La struttura coperta, infatti, stava aspettando con impazienza i primi avventori di questa meravigliosa giornata. Sotto il tendone Rossella, la titolare dell'Osteria dal Borgo, sta finendo gli ultimi preparativi. Con molta precisione e perizia prepara tutti i posti già prenotati in precedenza. E fuori i maestri di fuoco stanno lavorando, sempre e comunque con l'aiuto del giusto quanto immancabile carburante. Ecco qua, Nepo di Mannu Maurizio Lusci, uno degli amici della famiglia di suo zio Usato. L'iniziativa è stata presa tra tutti noi, diciamo, amici che frequentiamo il bar, tra amici non sardi e non piemontesi. Volevamo fare questa festa sarda per riunirci tra di noi, diciamo, no? È stata la prima festa, spero che sia diventata bella. Diciamo la verità che
c'è stato impegno e sacrificio e spero che la gente sia stata contenta. Poi speriamo di farne ancora altre. I tavoli sono già imbanditi, la bandiera sarda non deve mai mancare, come non può mancare il pane carasau e il vino che ancora deve arrivare. Attenzione, perché questa è roba che scotta, ma scotta proprio, ma scotta davvero! Signor Porcu, vuole dirci qualche cosa a riguardo? Il porchetto sardo è un'istituzione per un sardo, in qualsiasi posto tu sia, ci sarà sempre su procedè d'arrostio. Il sugo alla campidanese sta sobbollendo e alla grande anche. E mentre le cucine lavorano, gli spiedi girano e fanno abbronzare i cari signorini Porcu. L'odore del maialetto arrosto, anzi lo spettacolo del maialetto arrosto, porta sempre e comunque una folla di curiosi che vede uno spettacolo della natura mai visto prima. È come dare torto davanti a una meraviglia paradisiaca come questa. Nel frattempo gli antipasti erano già belli che pronti: salsiccia, olive, pecorino, lardo, e questa era solo una piccola parte degli antipasti, ce ne dovevano arrivare altri. La festa è entrata nel vivo. Una bellissima atmosfera di festa e soprattutto di allegria. E come si può dire di no di fronte a tutto questo? Viva la nostra terra Sardegna, e noi al nord Italia cerchiamo di dare il nostro consenso e tutto per la nostra terra di Sardegna. Ma bravo, guarda! E intanto le nuvole stanno iniziando a riappacificarsi un pochino. E come si suol dire, chi ben inizia è già a metà dell'opera. Dopo 5 ore di fuoco dolcissimo e tanta pazienza, gli avventori all'interno del tendone hanno gustato il leggendario, meraviglioso, profumatissimo maialetto. Ci sono volute quasi 6 ore di cottura dolce, sempre sotto l'attento controllo dei maestri di fuoco, per creare un qualcosa di incredibile. La carne scioglievole, la cotenna croccante e brunita. I maestri di fuoco posano soddisfatti e felici, e ovviamente uno dei protagonisti che si è preso tutti gli applausi è proprio lui, Edio, che ha portato questa leggendaria top model in una leggendaria sfilata che ha permesso agli avventori di vedere la tradizione della Sardegna in tutta la sua immane bellezza. È giunta la fine di questa storia. Mentre torno a casa, penso che sono stato veramente fortunato a essere lì in quella giornata. E questo cielo che è così grande non si affaccia solo qui, sul Piemonte dove sto, ma anche sulla terra che mi ha dato i natali e di cui io sono orgoglioso di essere figlio. Sì, io sono veramente figlio di quest'isola al centro del Mediterraneo, piena di storia e di tradizione, con una bandiera bellissima che nel mondo porta sempre quell'aria, l'aria della nostra amata terra, la Sardegna, che non smette di amare mai i propri figli.